Sono parole di una delle più popolari canzoni sull'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo. Storie di speranza, ma anche di delusioni, di truffe e di riscatto sociale, ma soprattutto di fatica e coraggio. Perché ci vuole tanto coraggio lasciare la propria terra, i propri cari e le proprie radici per un futuro probabile verso l'ignoto. Perché è questa la storia raccontata dai tanti labari che anche quest'anno hanno fatto da cornice al 31esimo raduno dei trevigiani nel mondo in Pian del Cansiglio. Prima con la sfilata dei labari delle sezioni, poi con i gonfaloni dei comuni e infine con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto. Quindi vuol dire che l'emigrazione ha assunto un significato anche più ampio. E siamo tutti emigrati in questo senso qui. Più ampio perché notevole è l'interesse di figli e nipoti dei nostri emigranti per le loro radici, come per il Brasile. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle crescite esponenziali, del 4-5% ogni anno di crescita, anche perché, diciamoci la verità, molti veneti quando sono andati lì poi hanno fatto anche fortuna, quindi molti di loro sono persone che stanno anche bene economicamente e quindi è anche un turismo, se vogliamo, di livello molto importante. Turismo delle radici, ma anche richiesta di tornare a vivere dove sono partiti i propri bisnonni. Oggi per molti comuni un problema, ma per il Veneto sarà sempre più una risorsa. La storia dell'immigrazione è straordinaria anche perché si sviluppa tra passato, presente e futuro, ovviamente con caratteristiche diverse, però noi abbiamo una fortuna, abbiamo un tesoro di esperienza che è quella del passato che ci serve oggi per lavorare nel presente e soprattutto per programmare il futuro, dando la possibilità a coloro che vogliono tornare nei nostri paesi di metterli nella condizione di tornare. Un rientro programmato, ma soprattutto seguito e formato per un inserimento utile nel nostro tessuto economico e sociale, soprattutto dei piccoli centri, dove più forte si è subita l'emigrazione. Una gestione a guida regionale, ma con un coinvolgimento delle associazioni. A ottobre si riunirà a Venezia la consulta dei Veneti del mondo per rapportarsi con la regione, per definire i nuovi progetti, le nuove azioni, per trovare quelle strategie che siano capaci di rafforzare sempre più questo legame. Giovani trevigiani e veneti che vogliono rientrare, giovani che si mettono in gioco all'estero, un po' come i loro avi, anche se oggi il tema non è più la povertà, ma l'opportunità. Fenomeni che sono e saranno sempre più il futuro anche dei trevigiani nel mondo. Io ricordavo che sono nate proprio delle sezioni nuove in Brasile, fatte soprattutto da giovani. Ecco, ci sono dei giovani che rientrano e che riescono a integrarsi molto bene. Figli di emigranti nati all'estero, sono rientrati, si sono inseriti in maniera molto positiva, molto bella nelle loro comunità, tanto da arrivare a avere anche ruoli di amministratori pubblici. Ecco, questa è la provincia di Treviso, questi sono i nostri giovani ed è il futuro anche della nostra associazione. America, America.